Cari amici telespettatori, ben ritrovati, 33esima festa della birra a Fontigo, eventi al territorio di nuovo qui. Carlo Borsoi, presidente della SD Fontigo. Ben ritrovato Carlo. Ciao, ciao a te. Partirei innanzitutto con un grazie ma veramente enorme a tutti i volontari. Ho appena finito di degustare un'ottima grigliata di carne. Che dire, grazie. Diciamo che noi le pietanze che sforniamo sono eccellenti, almeno a sentire anche dalle opinioni delle persone, soprattutto anche le patate che sono novelle, quindi non surgelate, appena colte qui nelle nostre vicinanze, quindi anche prodotti dal territorio, quindi a chilometro zero stiamo anche promuovendo anche questo aspetto che non è da poco, perché è difficile anche, diciamo, lavorare e cucinare queste patatine che sono squisite, accompagnate logicamente da un'ottima birra. Carlo, 2 weekend, questo è l'ultimo, però un susseguirsi di eventi grandiosi. Abbiamo visto anche questa sera la partita di Palla Tamburello. Sì, siamo in Serie A, stiamo disputando un campionato eccellente come le nostre possibilità, ecco, perché mantenere un livello di Serie A per noi è veramente un grosso risultato. L'anno scorso ci siamo salvati, quest'anno speriamo di ripetere l'impresa e venite anche a vedere questo sport bellissimo che noi lo portiamo avanti come tradizione, ma facciamo appunto un campionato di livello nazionale. Carlo, io ti rifaccio ogni anno le stesse domande, però ci sono tanti telespettatori nuovi. Quali sono i piatti tipici di questa festa? A parte la birra, naturalmente, che è festa della birra. Sì, la birra ovviamente, e poi abbiamo le patatine che ho citato prima, e grigliate, e poi abbiamo i galletti, la frittura di pesce la scorsa settimana, e quindi tanti altri cibi, diciamo, per degustare in compagnia e vivere una serata di felicità in allegria, ecco, accompagnata dell'ottima birra anche locale, artigianale, la Piave e la Pedavena, quindi nei vari chioschi, nei vari stand, ecco. Abbiamo ringraziato tutti i volontari, lo rifacciamo di nuovo ringraziando i meno giovani, ma soprattutto i giovani che si stanno avvicinando alla vostra associazione. Sì, infatti è molto difficile trainare i giovani, noi ce la mettiamo tutta anche per garantire un futuro alle nuove generazioni e anche per far sì che la festa abbia un proseguo anche in futuro, essendo arrivati alla 33esima edizione, di conseguenza un bel traguardo e speriamo di continuare così. Ringrazio ovviamente tutti i volontari, l'hai già fatto tu prima, ma senza di loro ovviamente non si potrebbero fare queste manifestazioni così di alto livello. Esatto. Carlo, l'ultima cosa, poi ti lascio i tuoi impegni. Mangiare ho già mangiato, però una birra me la offri, ma prima devi invitare tutti i telespettatori a venire ai prossimi eventi qua della vostra associazione. Beh, certo, stasera abbiamo Radio Marilu con un concerto di livello e un concerto rock, e domani sera abbiamo un altro gruppo rock che ci intrattenerà la serata, ecco. Ovviamente accompagnato dall'ottima birra. E per il prossimo futuro quali sono gli eventi? Per il prossimo futuro il programma lo stiliamo durante l'anno, perché in base anche alle tendenze giovanili, soprattutto perché la nostra festa ha una tendenza più che sia giovanile, cerchiamo di stare al passo con i tempi, ecco, questo forse è il nostro come si dice, plus, ecco, che ci distingue dagli altri. Quindi avete capito bene. A tutti voi, se avete piacere di degustare un'ottima birra e delle ottime pietanze, venite qui alla festa della birra. Ma se avete intenzione e avete buone idee, fattibili naturalmente, da portare alla conoscenza del direttivo, la SD Fontigo è aperta a tutti, avvicinatevi, Carlo e il suo staff vi aspettano e voi sicuramente sarete qualcosa in più che dà l'attimo di qualità a questa associazione. Grazie Carlo ancora per averci accettato e averci ospitato in questa magnifica manifestazione, e salutiamo tutti. Grazie a te Luisi per essere venuto qua, e grazie a tutti, venite a trovarci, noi vi aspettiamo.
Bye.